Ecco, allora adesso il nostro storico ci farà un inquadramento, un excursus storico della campagna in Russia, giusto, dell'Armir, no, dell'Armir della Julia del 42, e poi a fine serata, giusto? Resti notata, no dai, resterà a disposizione per domande, approfondimenti, quesiti, perché insomma la nostra anima storica è lì, è lì, è lì. E poi passeremo la parola ad Amelia. No? Ah sì, no, devo chiedervi scusa fin d'ora, perché siccome lui ci spiegherà ed è un vulcano di una velocità incredibile, un piccolo accesso. ho pensato che così anche graficamente ci fosse bisogno di un piccolo aiuto, no? Quindi delle cartine per capire dove eravamo, per contestualizzare un momento, però c'è il problema del copyright. E allora perdonatemi, mi sono messa coi pennarelli. No, usiamo tutti, dai. No, mi sono messa coi pennarelli con i bambini, ma giusto per darvi un po' così un piccolo strumento visivo, però è pieno appunto di regolarità, non è detto, è solo un piccolo aiuto, ecco. Tanto buonasera a tutti, pubblico bellissimo, perché guardate, faccio di serate, mi chiamano, siete oltre 80, ho contato così a spanne, 107, ho contato male, 107 persone su un tema, attenzione, di 83 anni fa, che possiamo dire la campagna di Russia. Evidentemente questa campagna di Russia ha toccato purtroppo le nostre famiglie, le nostre comunità, e pensiamo che in Italia sono morti 100.000 soldati italiani in Russia e in Friuli 5.000 famiglie hanno avuto un caduto in Russia. Il mio unico merito, ammesso di avere un merito, è stato quando Lazzurini mi ha chiamato, mi fa: Guido, io ho dei testi qua di mio padre, però non capisco bene battaglioni, reggimenti, compagnie, ma mio padre di che battaglione era? Ma io lo so, perché negli anni 90, mentre stavo facendo uno studio sul mio battaglione, che è il nostro battaglione, il battaglione Cividale, perché il reclutamento di questa terra era, come alpini, quasi tutti del battaglione Cividale, non tutti ma quasi tutti. Negli anni 90 ricordo di aver trovato un gruppo di reduci, tra cui c'era Guido Costa da 300, che molti di voi l'hanno conosciuto anche perché è morto a quasi 100 anni, e ce n'erano un'altra, c'era un certo Urbani di Bilerio o di Prato, insomma lì, comunque del comune, e ho visto Zurini Valentino con il distintivo della campagna di Russia. Il cappello questo qua era, se credo fosse quello. È quello? Ecco lui. Bene. Guardo distintivo, guardo il reggimento Napina, dico: mi scusi signor Valentino, ma lei di che reparto era? Ma un po' farfugliava. Non era del Cividale, ma dico ottavo, come ottavo? Sì. Poi ho capito, perché chiedendo a lui i nomi degli ufficiali, conoscendo a memoria quelli del Cividale, ho capito che fosse della compagnia comando ottavo reggimento Alpini, la compagnia comando reggimentale. Il reggimento, l'ottavo Alpini, che è il nostro, aveva il comando, nell'ottavo Alpini c'era questa compagnia comando reggimentale, erano circa 150 uomini, anche più, 170, loro avevano non una funzione di combattenti proprio in prima linea, però portavano ordini, viveri, munizioni, erano addetti al comando, chi era scritturale, chi era telefonista, insomma viveva con il comandante del reggimento Cimolino, tant'è che qui è citato tantissimo. Ma adesso ci chiediamo, e allora gli ho fatto un paio di domande, mi ha dato delle risposte interessanti, perché per me erano interessanti tutte le loro esperienze, tant'è che poi ho fatto un museo Carniaco sulla base di questo. Bene, quindi questa cosa l'avevo depositata nella mia memoria. Quando sua figlia è venuta a chiedermi, ho letto le memorie e il mio compito è stato quello di sistemare cronologicamente i fatti e soprattutto anche dal punto di vista della topografia, perché certi nomi
storpiati dalla sua memoria non corrispondevano. Allora con le cartine che ho in museo sono riuscito a capire quali fossero i paesi, le città toccate, cioè anche la sua Odissea, le date, e mi sono permesso di correggere certe cose che ovviamente dal punto di vista storico non erano corrette, quindi gli ho dato una dimensione storica. Ma la vita di Valentino Zurini in Russia, come la vita dei tanti alpini partiti dal Friuli per la Russia, da dove nasce? Qual è? Perché sono finiti in Russia? Beh, qui insomma, più o meno tutti sappiamo che siamo nella seconda guerra mondiale, eravamo alleati ai simpatici nazisti, che si piacciono o no, eravamo alleati dei tedeschi. I tedeschi avevano invaso l'Unione Sovietica il 22 giugno 1941, perché per i tedeschi l'Unione Sovietica era la possibilità di avere terra, grano, petrolio, ferro, quello che succede adesso. Non è cambiato niente. Stesse cose. Quando i tedeschi hanno invaso l'Unione Sovietica, rompendo un patto di non aggressione, quindi anche lì tutte le alleanze, sappiate che sono tutte destinate a saltare, tutte, prima o poi saltano. Quando i tedeschi hanno invaso l'Unione Sovietica, Mussolini, noi a quella volta, che ci piaccia o no, eravamo sotto il governo fascista, decise di inviare un corpo di spedizioni italiani in Russia, convinto che la guerra in Russia, come tutti quando vanno a fare la guerra, durerà pochi mesi. Questa che è iniziata nel 2022, quanti anni sono? Sono 4 anni che combattiamo. Il 24 febbraio sono 4 anni che c'è una guerra, doveva durare una settimana, 4 anni. La campagna di Russia è andata uguale. I tedeschi hanno fatto subito dei grandi progressi nell'Ucraina e l'esercito italiano già nel 1941 parte con il corpo di spedizione italiano in Russia, 60.000 uomini, non c'erano alpini, era fanteria, e partono per il fronte russo. Questa guerra sul fronte russo, per quanto fosse estate, è arrivato subito il mese di settembre, mentre noi facevamo il bagno su un natisone o sul tagliamento, là a metà settembre era già 0 gradi a settembre. Al 15 ottobre era meno 20 in Russia, meno 20. Quindi le truppe italiane, quando arrivano a metà ottobre nel bacino minerario del Donetsk, siamo nella Russia, anzi Ucraina meridionale, e siamo dove c'è più o meno, vedete il Dniepr, quella zona lì, siamo poco sopra il Mar Nero, ecco, più o meno lì, diciamo lì più o meno, ecco, vengono i nostri soldati paralizzati dal freddo. Quell'inverno lì fu, a detta perfino degli ucraini o sovietici, o chiamateli come volete, era dal 1877 che loro non ricordavano un freddo così. Meno 50. Io non so chi di voi sia stato a meno 50, nessuno credo, ma io non sono stato, credo, forse a meno 20 nella vita, a meno 50. Fatto sia che il fronte si è congelato nel vero senso dell'accezione. Le truppe, non solo italiane, ma tutte le truppe, sia dell'asse che le truppe sovietiche, con quel freddo lì non potevano combattere. Non si poteva combattere. A meno 50 non era possibile combattere. Quindi il fronte rimane fondamentalmente fermo. Siamo dove c'è Dnipro, quella zona lì, almeno le truppe italiane combattono più o meno lì, fino al luglio del 42 i nostri soldati rimangono fermi lì. Perché? Perché a Pasqua, mentre qui come sempre si giocava col trucco alle uova a Cividale con 20 gradi, in Russia il giorno di Pasqua era meno 25, il giorno di Pasqua meno 25, poi è arrivato il disgelo, i carri armati all'epoca non potevano muoversi sul fango come quelli di adesso, non è cambiato niente. Fatto sempre, i tedeschi riprendono l'avanzata verso il Don e verso Stalingrado, dove c'è scritto Volgograd, sarebbe Volgograd, non importa, Stalingrado, lo vedete lì, lo vedi giù, vedi sul Volga, un po' più sotto. I tedeschi arrivano a Stalingrado, ho studiato la seconda guerra mondiale, Stalingrado fa venire i peli dritti perché sono morti 250.000 di soldati tedeschi. E i tedeschi dicono agli italiani: andate tutti sul Don, noi andiamo verso il Caucaso e
italiani, andate sul Don. Mussolini che cosa decide? Decide di inviare più soldati perché i 60.000 del CIR per lui erano troppo pochi. Sul fronte russo, a fianco alle forze tedesche, quindi alle forze dell'asse, combattevano anche i romeni, gli ungheresi, finlandesi, slovacchi. E Mussolini dice: come? Questi hanno un impegno militare maggiore del nostro, quando i tedeschi vinceranno sicuramente la guerra entro Natale, questi vorranno anche loro un compenso, e noi che siamo meno di tutti avremo meno di tutti. Quindi mandiamo in Russia altre grandi unità che sono le divisioni di fanteria, Sforzesca, Coseria, Ravenna. E adesso qualcuno si chiederà: ma perché mandare gli alpini in Russia, Unione Sovietica? No, in vero c'era una spiegazione. Quando Hitler seppe che il suo collega Mussolini avrebbe mandato in Russia altre grandi unità, gli disse: ma non sta mandando la tua fanteria, che è più o meno appiedata, non ha carri armati, mezzi anticarro pochissimi, noi siamo arrivati sul Caucaso, vedete il Caucaso, le truppe tedesche erano arrivate, siamo nel luglio-agosto del 42, sul Caucaso sono montagne di 5.000 metri. Quindi non sta mandando la tua fanteria, che poi gli devo anche dare la benzina, gli devo dare i pezzi contro carro, mandami le tue migliori truppe. Quali sono? Chiedo scusa. Le migliori truppe d'Italia? Ops, non me ne vogliono paracadutisti, bersaglieri. Comunque all'epoca le migliori truppe, salvo i paracadutisti, erano le truppe da montagna. Le truppe da montagna, gli alpini che ben potevano combattere in montagna. Perché? Perché avevano un'attrezzatura, soprattutto l'equipaggiamento, idoneo per la guerra in montagna, ovvero obici leggeri, spalleggiabili o comunque sommeggiabili, e soprattutto il movimento non serviva in montagna, serviva soltanto un mezzo, la jeep col pelo, forse qualcuno ha fatto il conducente, i muli. Le divisioni alpine erano tutto sommato avevano una loro, per quanto scarsa, mobilità, ma però ottima in montagna. Quindi Hitler gli dice a Mussolini: senti, mandami un corpo alpino, però attenzione, non mandarmi le tue divisioni scarse alpine come quelle che hai mandato in Grecia a morire, sottonumerate, mandami delle divisioni alpine con almeno la forza umana di una divisione tedesca. La divisione tedesca aveva all'epoca tra i 18 e i 20.000 uomini, però avevano anche i carri armati. Quindi ecco che l'esercito italiano manda in Russia gli alpini, però li aumenta in organico e anche in artiglieria. Quindi le divisioni alpine, che prima avevano 10.000 uomini, vengono aumentate fino a un numero di circa tra i 16.500 e i 17.000 uomini. E queste tre divisioni che vengono scelte sono la divisione alpina tridentina, la divisione alpina cuneense, quindi piemontesi e lombardi più o meno, e probabilmente la più bella divisione del mondo. L'avete detto voi, così non si sente. Io non l'ho detto, l'avete detto voi. Parlate per la divisione d'Italia? Concordo pienamente, l'avete detto voi. La Giulia, formata da friulani, qua non dico metà ma quasi, veneti, abruzzesi, e come la pasta asciutta, per farla buona cosa serve in suo caso? Una spolverata di parmigiano. Ecco, ci ha messo anche il parmigiano, ci hanno messo 17.500 uomini più o meno, la più bella gioventù d'Italia. Io li ho conosciuti, bravi. Quelli che sono sopravvissuti sono quelli che poi hanno ricostruito le nostre case col terremoto, bravi, ragazzi meravigliosi. Sì, quando li ho conosciuti avevano oltre 80 anni. Adesso veniamo a noi. Giulia, divisione Giulia. La gente di questa terra, io parlo, qui siamo tutti più o meno, vedo un po' vi conosco. Allora, qui era il confine mandamentale di battaglione.
ovvero il battaglione Cividale che reclutava la zona di Udine, Cividalese, Valli del Natisone, aveva reclutamento fino alla Valle del Torre, quindi la Valle del Torre, Vazzaz, vero? Confermi? Bene. Tarcento, la Riviera fino a Magnano in Riviera. Artegna era già sotto quelli del Gemona, Buia erano alpini del Gemona. Il Cividale reclutava anche Cassacco, Montegnacco, Trepogrande, Tricesimo, fino ad arrivare a Pagnacco, fino a Cisterna. Quindi i vostri paesani o erano artiglieri alpini con il gruppo Conegliano fondamentalmente, oppure erano col battaglione Cividale. Tranne il papà delle sorelle Zurini, che era dell'8º Alpini, però della compagnia comando reggimentale. Bene, quando partono per la Russia sono tutti convinti di andare a combattere in montagna. Che cosa succede? Sul Don, vedete il Don, ecco lì, qua più sotto, ecco lì, un po' più sopra, dove si il Don, proprio lì. Nell'agosto del 42, mentre le tradotte alpine stavano camminando in tradotta con i treni verso il Caucaso, i sovietici o russi, chiamateli come volete, attaccano sul Don, sorprendendo una divisione di fanteria, la Sforzesca. Succede una grande battaglia, intervengono tutte le truppe italiane di fanteria, bersaglieri, camicenere, cavalleria, siamo a fine agosto del 42. La situazione è così grave che la Tridentina e gli alpini che sono in treno, che stanno andando verso il Caucaso, vengono fermati giù tutti dai treni, non sono più in montagna. Come? Andiamo tutti sul Don a dare una mano. Il comando dell'armata ordina alle truppe da montagna, quarto corpo da Mataprino, con le divisioni Tridentina, Cunense e Giulia, di portarsi a piedi 300 km nella steppa, sotto un soleone di 40 gradi, per andare a dare una mano. Un giorno camminavano, il giorno dopo andavano a piedi, e il terzo giorno usavano il cavallo di San Francesco. Sapete qual è il cavallo di San Francesco? Quindi hanno camminato per 10 giorni, 12 giorni, hanno fatto 300 km. Quando sono arrivati sul Don, la situazione era tranquilla, ormai la battaglia era finita, le nostre truppe avevano contenuto l'offensiva, quindi ormai gli alpini erano lì e il comando dell'armata ha detto: beh, ormai che siamo lì, restiamo qua. E così dal mese di settembre al mese di dicembre, ecco che l'intera 8ª armata italiana, parliamo di circa 200.000 uomini, sono schierati per 270 km sulla riva destra orografica del fiume Don, vedete? Tridentina, Giulia, Cunense, Cosseria, Ravenna, fino a Stalingrado più o meno. Adesso metti un tastino dove c'è Cosseria, eccoci qua, perfettamente lì. Vai con quel pallino sul Don, c'è, ecco lì, bene, perfetto, lì, fermati lì. Sì, proprio giù, più giù, fermati lì. Settembre, ottobre, un freschino, 6 novembre arriva la neve, meno 10, meno 15, meno 20, meno 25, è tornato un altro inverno. Quindi gli alpini, compresi i nostri alpini della Giulia, si sistemano nei rifugi lungo il Don. Nel frattempo Stalingrado, la battaglia di Stalingrado, era già nel suo pieno svolgimento. I tedeschi erano arrivati a Stalingrado alla fine di agosto, si combatteva per questa città. Il 19 e 20 di novembre Stalingrado viene accerchiata. I sovietici avevano ammassato lungo il Don migliaia di carri armati. Il Don era ghiacciato. Vi era uno strato di 60 centimetri di ghiaccio. Questo consentì ai carri armati sovietici di scendere sul letto del fiume ghiacciato, di attraversarlo senza colpo ferire, di prendere contatto con le truppe romene e di sconfiggere. A metà dicembre toccò alle truppe italiane la stessa sorte. Il Don ghiacciato permise a 700 carri armati
di passare dove c'erano le divisioni Cosenza e Ravenna. Per 5 giorni i fanti fecero quello che potevano, furono letteralmente schiacciati. A un certo punto mollarono. Cominciò la ritirata delle fanterie, che coinvolse tutte le divisioni di fanteria italiana, tranne gli alpini, perché i russi puntarono a sconfiggere e a far impiegare le fanterie. Tentarono invece di accerchiare il corpo d'armata alpino, ma ecco che la Giulia, la vedete che era il centro dello schieramento degli alpini, fu portata per un mese alla confluenza lì, ecco Vajose Caritva, ecco lì. La Giulia fu stornata dal fronte sud-ovest con una marcia di 60 km, ci misero 2 giorni, e a un certo punto i nostri alpini della Giulia furono schierati in mezzo alla steppa, nel nulla, senza ricoveri, senza trincee, nel nulla, a meno 40. La prima notte fu terribile. Erano lì, se leggete Giulio Bedeschi, si misero in circolo a meno 40. Quella notte fu meno 48. Ogni 5 minuti un alpino doveva svegliare il compagno vicino in circolo in modo che non si addormentasse definitivamente, e così si svegliarono al mattino tutti vivi. Da lì per un mese la Giulia fu costretta a combattimenti sanguinosissimi, in particolare il Cividale. Il Cividale tra il 4 e il 6 gennaio andò per 7 volte all'attacco di una collina insignificante, sferzata dal ghiaccio, quota 176,2, che prese il nome dal valore degli alpini friulani per la sua conquista di quota Cividale. A morire su questa quota c'è uno di noi, di Collalto, Zucchi, Paolino Zucchi, il sergente maggiore Paolino Zucchi, che credo Collalto da Bueris 2 chilometri. E lì per il Cividale fu un'ecatombe, ma fu un'ecatombe anche per gli altri battaglioni, l'Aquila, il Valcismon, il Vicenza, i gruppi d'artiglieria, il gruppo Conegliano, il gruppo Udine, il gruppo Valpiane, il sacrificio del Gemona. Il Gemona dopo magari, il Gemona non ebbe tante perdite in quei giorni. Bene, questi combattimenti durarono fino al 16 gennaio. Zurini Valentino qui racconta quei giorni. Lui li racconta, non è in prima linea, ma vede quello che succede a pochi chilometri dalla sua base, sente i combattimenti, arrivano i colpi della Catiuscia, dell'artiglieria, vede gli aerei ispezionati, tant'è che Valentino Zurini alla fine è fortunato perché viene ferito. Valentino è stato fortunato perché è stato ferito prima. Quindi lui prende questa ferita intelligente, avrà la sua rocambolesca avventura per tornare a casa, perché dovrà passare attraverso vari ospedali, i primi posti medicazione, poi ospedaletti da campo, fino ad arrivare a ospedali di terzo anello, perché ha fatto il militare, e riuscirà ad andare a casa prima della ritirata. Il 16 gennaio invece anche il corpo d'armata alpino fu accerchiato completamente. Quindi per tutti quei ragazzi che avevano combattuto della Giulia un mese sulle alture, per gli alpini della Tidentina, della Cuneense, delle unità tedesche che combattevano assieme agli italiani, inizia un percorso a ritroso dal Don verso il Donetsk. Sono oltre 300 chilometri a piedi nella steppa, senza viveri, senza rifornimenti, con temperature che noi non possiamo immaginarci. Sì, nella neve, sì, non c'erano margherite. Ma che cosa succede ai nostri alpini? Devono aprirsi la strada attraverso degli sbarramenti. I russi, sovietici, avevano costituito degli sbarramenti lungo la strada del ripiegamento
Per la Giulia questi sbarramenti sono stati quello di Kopanki, Lesny-Shanski, per gli alpini del Cividale, soprattutto l'ottavo alpini, quindi i nostri paesani, io sono cividalese, quindi anche i miei, è stata la battaglia di Novo-Postojalovka, 5.000 caduti probabilmente a Novo-Postojalovka. Ecco che il Gemona qui verrà distrutto, anche tutto il mezzo verrà distrutto, anche il Cividale. Ma poi un altro sbarramento per l'ottavo alpini fu 2 paesini dopo, Novo-Georgeschi, Novo-Postojalovka che è stato il 19-20 di gennaio, Novo-Georgeschi è stato il 22, quindi 2 giorni dopo. A Novo-Georgeschi entrarono i carri armati, sorpresi i nostri alpini a riposare in questo villaggio. I carri armati semplicemente intimarono la resa, molti si arresero, la stragrande maggioranza si arrese, qualcuno fortunato riuscì nella confusione, nel caos a scappare e dopo 2 giorni trovare fortunosamente la scia della divisione tridentina. Questa divisione formata da lombardi, veronesi, il grosso era questo, soprattutto bergamaschi, lecchesi, valtellinesi, bresciani. La tridentina con questa era ancora intatta più o meno, riuscirà il giorno 26 gennaio del 43 con un'epica battaglia che questa non possiamo non citare, la battaglia di Nikolajevka, che fu un'altra un'ecatombe immensa. Bene, in quella battaglia la tridentina riuscì in qualche maniera, con la forza della disperazione, a rompere l'ultimo anello della sacca e dopo altri 5 giorni di marcia in territorio, in terra di nessuno, la testa della tridentina incontrò le prime truppe dell'asse tedesche che avevano ricostituito un fronte arretrato. Sulla scia della tridentina, ecco che qualcuno della Giulia, qualcuno della Cunense, molto pochi della Cunense, più un po' di tedeschi, ungheresi, anche qualche fante, ecco, qualcuno riuscì dei nostri a tornare a casa. La battaglia di Nikolajevka. Il resto è storia. Riuscirono in qualche maniera, dopo aver camminato per altri 400 km, piedi sempre, a prendere i treni a Gomel e da lì, tra il mese di marzo, quindi la ritirata finì ufficialmente il 1 febbraio del 1943, i superstiti rientrarono in patria tra il mese di marzo e l'aprile dello stesso anno, quindi 2 mesi dopo. Ma mancavano all'appello 98.000 italiani. Adesso parlo di tutti. 98.000. C'è un numero, allora, al Ministero della Difesa, si chiama così ancora Difesa, sì, ma si sa più. Abbiamo i nomi di 98.000 caduti e dispersi. Di questi 10.000 erotti sono solo della Giulia. 10.000 solo della Giulia. Che fine hanno fatto questi? L'abbiamo saputo dopo la guerra, quando sono rientrati quei pochi dai campi di prigionia. Uno di questi, vostro conterraneo, si può dire così, uno era di Ninis, insomma, si chiamava Giacomo Indri, all'officina suo figlio a Tricesimo, prima dell'officina meccanica, prima della salita del semaforo dove tutti prendono la multa. Come si chiama? Di Boschetti. Poi anch'io, grazie sindaco. Brodo. Bene, lui all'officina lì, l'officina meccanica, fila lame. E io l'ho intervistato Giacomo Indri, gli ho chiesto, ma com'è andata in prigionia? Non voglio sapere quello che è scritto sui libri, che lo so com'è andata. Dimmi tu, Giacomo, tu, che eri del Cividale, raccontami quello che hai visto tu con i tuoi occhi nei campi di prigionia. Guarda, par furlami ha detto, non vuoi neanche contarti, perché se conti c'è con i viodò, mi vai come. Dopo forza di dai, lui mi ha contato che per vivere bisognava mangiare. Ma e di te, Giacomo, ma se non l'era niente, sì, allora dove devi mangiare?
ci ha mangiato per vivere, per sopravvivere. Ho visto di mangiare i nostri amici, hanno dovuto alcuni mangiare i propri compagni. Scusa Vianney, io ho conosciuto, assieme a mio padre abbiamo conosciuto Marco Rucli. Marco Rucli! Stessa cosa, piangeva disperatamente, gli abbiamo detto ma cosa hai visto? Ci ha raccontato queste cose e poi non è riuscito più a parlare. Marco Rucli me l'ha raccontata. Il colonnello Zacchi, comandante del Cividale, in campo di prigionia qui in Novaia, gli ha detto: Rucli, c'è qualcosa da mangiare? È tornato con una gavetta piena di un brodo. Ecco, signor colonnello, che cos'è Rucli? Sono i suoi alpini. Bombe. Non si possono raccontare certe cose.